Buonasera, ben ritrovati al nostro TG, ma partiamo dai titoli. Cotticelli consegna la lista dei commissari al Presidente della Regione, a cui tocca avallarla. Dalle indiscrezioni emerge che nell'elenco figurerebbe un solo calabrese, posto il veto sul nome di Achille Gentile dell'Annunziata di Cosenza. Fatture pagate 2 volte ad uno studio radiologico, ancora guai per l'ASP di Reggio, 13 indagati, sequestrati beni per 4 milioni di euro. Ultimi giorni di campagna elettorale, domenica seggi aperti, lo scrutinio per le europee comincerà alle 23, mentre per le amministrative ci vorrà lunedì alle 14. C'è grande attesa per la prima competizione della città unica Corigliano-Rossano. Catanzaro pareggia in casa con la Feralpi Salò ed è fuori dai play-off. La squadra di Auteri raggiunta nei minuti finali. Fugato ogni dubbio, Piero Braia si lega al Cosenza per un altro anno. Il tecnico ha firmato il contratto e sarà presto in città per pianificare la stagione con il DS Trinchera. Buonasera, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, partiamo con la sanità perché il commissario Cotticelli ha consegnato la lista proprio dei commissari al presidente della regione Mario Oliveri, a cui adesso toccherà avallarla. Dalle indiscrezioni però emerge che nell'elenco figurerebbe un solo calabrese, posto il veto sul nome di Achille Gentile dell'Annunziata di Cosenza. Ma vediamo i nostri servizi. Di certo al momento c'è che la busta sigillata è stata consegnata questa mattina al protocollo generale della Regione Calabria, un atto formale che prevede la registrazione del plico, una busta scottante contenente la lista dei nominativi proposti dalla struttura commissariale per individuare i prossimi commissari delle aziende sanitarie e ospedaliere calabresi. Depositato l'elenco dei nomi, si apre la fase successiva, che è quella del confronto tra governo e regione, così come previsto dalla legge, per individuare i commissari straordinari delle aziende sanitarie e ospedaliere. Tutto lineare, almeno in apparenza. Nei fatti le cose sono meno semplici. Infatti già nel pomeriggio il commissario Saverio Cotticelli e il subcommissario Thomas Schell hanno diramato una nota per smentire i nominativi riportati dalla stampa. Di più il commissario e il subcommissario non dicono. Insomma, c'è un giallo, perché i nomi dei papabili commissari di ASP e ospedali sono arrivati nelle redazioni, le stesse che hanno ricevuto il comunicato di Cotticelli e Schell, con cui auspicano piena apertura e spirito di collaborazione, e che il presidente della regione Mario Oliverio, è scritto nero su bianco, voglia riceverci per discutere nel merito e raggiungere un'intesa istituzionale nel solo interesse dell'intera comunità. La nota dei commissari si chiude indicando i tempi entro i quali l'operazione dovrebbe chiudersi, e cioè 10 giorni. E se l'incontro non dovesse avvenire? Decorso il termine, fanno sapere, la nomina è effettuata con decreto del Ministro della Salute su proposta del commissario ad acta, previa delibera del Consiglio dei Ministri, a cui è invitato a partecipare il Presidente della Giunta regionale con preavviso di 3 giorni. Oliverio è avvertito. Intanto filtrano indiscrezioni sui nomi dei 7 commissari scelti che dovrebbero guidare provvisoriamente aziende ed ospedali calabresi, così come prevede il decreto varato dal governo, in attesa dei nuovi direttori generali. Fra questi figurerebbe un solo calabrese, si tratterebbe di Gianluigi Scaffidi, profondo conoscitore delle dinamiche sanitarie della nostra regione, a cui il commissario avrebbe pensato di affidare l'ASP di Vibo Valentia. Sempre secondo le indiscrezioni che filtrano dall'ufficio del commissario, Cosenza andrebbe al palermitano Antonio Candela, a Catanzaro arriverebbe il padovano Renzo Alessi, a Crotone invece Gilberto Gentili di Pesaro, a Reggio il tarantino Massimo Annichiarico, mentre per la Mater Domini la romana Isabella Mastrobuono. Questa è la squadra, adesso tocca ad Oliverio avallarla. Lo farà? Qui sta il problema, perché se non dovesse dare il suo assenso,
sarà il governo ad intervenire. Già il governo che segue con particolare apprensione l'iter del decreto che dovrà essere convertito in legge entro il 3 luglio e se ciò non dovesse accadere bisognerà individuare un'altra soluzione per la sanità calabrese. Tradotto significa tempo trascorso inutilmente. C'è un'indiscrezione che filtra ed è questa: nell'elenco redatto dal commissario Cotticelli faceva parte anche l'attuale commissario dell'azienda sanitaria di Cosenza, Achille Gentile, manager molto apprezzato, ma sul suo nome pare sia stato posto il veto di un deputato del Movimento 5 Stelle. Chissà perché, eppure Gentile ha lavorato bene. Anche questo sarà argomento di discussione fra Cotticelli e Oliverio, atteso che il presidente nutre grande stima nei confronti di Achille Gentile e non è detto che proprio l'esclusione di quest'ultimo dalla rosa dei 7 prescelti possa rappresentare un ulteriore motivo per non avallarle. La storia, insomma, è tutt'altro che conclusa e certo che dopo la tornata elettorale torneremo a sentire il rumore delle sciabole. E a proposito delle nomine di questi commissari, è arrivata proprio poco fa una nota del governatore Oliverio che dicevo ha preso questa mattina che il commissario Cotticelli, accompagnato dal SUB, si è recato all'ufficio protocollo della Regione per notificare un elenco di nomi che hanno deciso di nominare commissari alla guida delle ASP e delle aziende ospedaliere calabrese. Come è noto, prosegue Oliverio, la vera ed unica ragione per cui il ministro alla Salute Grillo ha proposto il decreto legge sulla sanità calabrese è quella di appropriarsi anche dei poteri di nomina dei commissari delle aziende sanitarie. Ancora Oliverio dice: nell'elenco c'è la conferma di quanto ho denunciato davanti alla commissione della Camera dei Deputati sulla mortificazione delle professionalità calabresi. Sono tutti tranne uno esterni alla Regione e l'aumento a giustificazione di tale operazione di 50.000 euro al mese di indennità più 20.000 euro di spese per le missioni. Questa la nota diramata dal governatore Oliverio. Ancora sanità, un noto studio radiologico di Siderno sarebbe riuscito a farsi pagare 2 volte la stessa fattura dall'ASP di Reggio Calabria. Il titolare è stato denunciato insieme ad altre 12 persone, fra loro anche funzionari dell'ASP che non avrebbero effettuato i dovuti controlli e riscontri contabili. La truffa è stata scoperta dalla Guardia di Finanza che ha sequestrato beni per 4 milioni di euro. Ancora una volta l'ASP di Reggio Calabria, già commissariata per infiltrazioni mafiose, finisce nella bufera. Nel mirino degli inquirenti le fatture liquidate dall'azienda sanitaria provinciale. Ebbene, le indagini della Guardia di Finanza, coordinate dalla Procura Regina, hanno consentito di scoprire il meccanismo attraverso il quale un noto studio radiologico di Siderno sarebbe riuscito a farsi pagare per 2 volte la stessa fattura, ottenendo una liquidazione indebita di oltre 4 milioni di euro. Il titolare dello studio radiologico è stato denunciato insieme ad altre 12 persone. Dalle verifiche effettuate dalle Fiamme Gialle è emerso che il centro diagnostico non solo avrebbe preteso il doppio pagamento delle fatture, ma per ottenerlo avrebbe anche minacciato azioni legali, arrivando nel 2015 ad un accordo transattivo per quasi 8 milioni di euro. I militari hanno analizzato le fatture esibite a fronte di tale credito, verificando che gli stessi documenti erano già stati esibiti in altre procedure di pagamento. Il centro diagnostico, cioè, avrebbe chiesto e ottenuto il pagamento di fatture già in precedenza liquidate per un ammontare complessivo di 4 milioni di euro, 3 in sorte capitale e 1 di interessi. Il titolare dello studio radiologico avrebbe falsamente attestato di non avere mai ricevuto neanche parzialmente le somme reclamate e l'ente pubblico non avrebbe effettuato i dovuti controlli e riscontri contabili. Per questo, oltre al responsabile dello studio diagnostico, sono state denunciate altre 12 persone, fra cui il referente dell'advisor contabile, società incaricata dal 2009 della ricognizione dei debiti pregressi del comparto sanitario calabrese, e i funzionari ASP componenti del gruppo di lavoro appositamente costituito per la gestione dei ritardi nei pagamenti dei debiti fino al 2012, nonché i responsabili pro tempore dei competenti uffici dell'azienda sanitaria. Adesso la Guardia di Finanza ha eseguito il sequestro preventivo di oltre 4 milioni di euro a carico del titolare del centro diagnostico e non è la prima volta che scoppia il caso delle doppie fatture pagate dall'ASP di Reggio Calabria, oggetto di accertamenti anche da parte della commissione d'accesso, la cui relazione, lo ricordiamo, è sfociata nello scioglimento dell'azienda sanitaria per infiltrazioni mafiose.
E i sindacati dell'azienda ospedaliera di Cosenza confermano la fiducia al management uscente e lanciano l'allarme carenza di personale all'Annunziata. Il rischio concreto è di accorpamento dei reparti in estate. Come si fa a dar torto alle preoccupazioni espresse dai sindacati sul clima che si respira nell'ospedale di Cosenza, gravato da 1000 difficoltà, non ultima e di certo forse la più importante, che riguarda la carenza di personale? Si può dire che è una condizione comune a molti, la stragrande maggioranza dei nosocomi calabresi. Nelle corsie dell'Annunziata il decreto Calabria, scrivono in una nota, ha di fatto bloccato e cristallizzato tutti i processi in corso. L'assenza di un direttore generale, sottolineano congiuntamente la CISL Medici, la CGIL, la GUIL, la NAO, il FASID, il CIMU, la ROI e il CNR, ha azzerato tutti i percorsi virtuosi che nonostante tutto si stavano compiendo in azienda. Nello specifico si conferma fiducia al precedente management che aveva portato alla stabilizzazione dei precari, l'assunzione di personale medico e paramedico e non ultimo il risanamento di bilancio. Adesso, denunciano i sindacati, tutto è fermo. Il peggio però dovrà ancora arrivare con l'avvicinarsi dell'estate, fanno sapere. Per i numerosi pensionamenti molti reparti rischiano la chiusura. L'unica soluzione, spiegano, se non si procederà immediatamente all'assunzione del personale necessario, sarà l'accorpamento dei vari reparti, con una gravissima criticità per il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza. Insomma, bisogna fare presto prima che l'ospedale hub della più grande provincia della Calabria vada in tilt. Parliamo adesso di politica, perché ci sono le ultime ore della campagna elettorale. Domani si chiude e sabato si calerà proprio il silenzio elettorale. Fra le città in cui si vota desta curiosità proprio la prima competizione che sancirà la nascita della città unica Corigliano-Rossano. Ebbene, oggi vi faremo ascoltare proprio i progetti dei 3 candidati a sindaco. Lo facciamo inaugurando anche il nostro nuovo studio che verrà utilizzato per il dopovoto, ospitando i protagonisti della battaglia elettorale, ma verrà anche utilizzato in seguito come luogo di riferimento mediatico per l'area della Sibaritide. Adesso però sentiamo i 3 candidati a sindaco. Mancano pochissimi giorni al voto. Dottor Promenzio, le offriamo i nostri microfoni, le nostre telecamere per illustrare ai cittadini di Corigliano Rossano un po', ecco, il suo programma, quali sono in sintesi i punti salienti. Illustriamo il programma che i cittadini hanno voluto fare insieme a noi, perché è stato un programma fatto dal basso, molto dettagliato. Il nostro programma ha come titolo conclusivo ed iniziale per una città a misura di bambino, che indica un augurio e un'aspirazione, una città delle garanzie, una città delle certezze, fondamentalmente una città della trasparenza, perché come pubblica amministrazione sarà questo uno dei primi impegni, cioè quello di rendere il rapporto amministrazione-cittadino diretto e trasparente. Una città delle regole, dove tutti si sentono a casa propria, ma anche dove l'amministrazione pubblica dovrà essere rispettata nel senso più profondo. Una città a misura di bambino significa una città che si spende per migliorare i posti, i luoghi e le modalità con le quali si migliora la generazione del domani. In qualsiasi ambito governeremo, lo faremo con il fine ultimo di pensare ai nostri figli. Noi stiamo costruendo in giro per la città l'idea di una città normale, abbiamo intenzione di mettere mano a una serie di cose, abbiamo intenzione di spendere i fondi che in tutti questi anni non sono stati spesi per le opere primarie, a partire da 15 milioni per la rete fognaria, 7 milioni per la rete idrica, 2 milioni per il dissesto idrogeologico. Abbiamo intenzione di mettere la mano alla macchina comunale, perché c'è bisogno di digitalizzare, di fare la rotazione dei dirigenti, di inserire criteri di trasparenza. Tutto questo serve per creare quella base di partenza per
continuare lo sviluppo di questo territorio e farlo ripartire, a partire dall'intercettazione dei fondi europei con un ufficio Europa che va rafforzato, a partire da una serie di attenzioni per le contrade e i centri storici. Abbiamo intenzione di investire sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e sulla rigenerazione urbana dei quartieri. Per fare tutto questo, il resto del nostro programma, però, c'è bisogno di una classe dirigente nuova, di una classe dirigente libera, che abbia scelto di fare poche liste perché non ha intenzione di pagare cambiali elettorali alla fine della tornata elettorale, che abbia scelto i candidati consiglieri che possono rappresentarci e che abbia la possibilità di mettere veramente mano senza avere nessun impedimento e con le mani libere. Un programma che si esplica attraverso 7 parole chiave, che sono dobbiamo avere una città autorevole, una città sicura, una città connessa, una città accessibile, una città attrattiva, una città che sia anche innovativa, una città razionale. Attraverso queste parole chiave che abbiamo voluto dare ai cittadini l'idea della città che noi proponiamo, ma abbiamo anche fatto un programma dei primi 100 giorni perché riteniamo che il sindaco debba essere pronto per dare le risposte ai cittadini, non possono aspettare, e quindi abbiamo fatto un programma dei primi mesi di attività che riguardano la convocazione del tavolo sanitario, in cui per la prima volta il sindaco di Corigliano Rossano sarà il presidente dell'assemblea sanitaria dei sindaci provinciale, dove andremo con forza a rappresentare le emergenze sanitarie di questo territorio, che riguardano un ospedale che non parte, nuovo, e i 2 ospedali esistenti che sono carenti di organico, carenti anche dal punto di vista strutturale. Sarà un'attività intensa già dai primi giorni di attività amministrativa. Abbiamo visto la politica, hanno invece partecipato anche alcuni studenti calabresi a Palermo al 27° anniversario della strage di Capaci, raggiungendo proprio la Sicilia a bordo della nave della legalità. È un appuntamento che si rinnova ogni anno, ma non vuole essere, non è un'abitudine. Il 23 maggio è ormai una data simbolo nella lotta contro tutte le mafie. È dal 2002, in occasione del decennale della strage di Capaci, che il Ministero dell'Istruzione, in collaborazione con la Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, si rivolge alle scuole di tutta Italia per realizzare insieme iniziative di educazione alla legalità che hanno il loro momento conclusivo proprio nell'anniversario del 23 maggio. Nel ricordo del sacrificio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, 2 eroi nella memoria di tutti, 2 esempi nel messaggio che la scuola vuole custodire e trasmettere. E sono sempre di più gli studenti e i docenti che rispondono all'appello per la legalità, grazie anche alla collaborazione con le forze dell'ordine, enti e associazioni che hanno condiviso questo impegno. Ogni anno, per la ricorrenza di Capaci, viene anche promosso un concorso legato al viaggio nella nave della legalità da Civitavecchia a Palermo, un viaggio che punta a lasciare una traccia nella vita dei ragazzi che vi partecipano con un'attività didattica sul campo, attraverso incontri e dibattiti dedicati all'educazione alla legalità, alla lotta alle mafie, all'uso corretto del denaro pubblico, incontrando interlocutori istituzionali e dibattendo con le associazioni che si occupano di questi temi. La delegazione calabrese, guidata dalla responsabile delle consulte studentesche Franca Falduto, ha avuto un ampio spazio durante la cerimonia, alla presenza del Presidente della Repubblica, all'orchestra di Delia Nuova e agli artisti delle lenzuole della legalità che hanno ornato la nave. Adesso vediamo i nostri 100 secondi di cronaca. Un patrimonio da 10 milioni di euro è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza ad una famiglia di origini calabresi da anni residente a Roma. Nel mirino degli investigatori sono finiti beni immobiliari e immobiliari riferibili a Francesco Mercuri, alla moglie Carmela Pazzari, entrambi ottantenni, e ai 2 figli Giuseppe e Angelo, tutti gravati a partire dagli anni '80 da numerosissimi precedenti penali. Sequestro di prodotti contraffatti e pericolosi in un negozio alla Mezza Terme gestito da un cittadino di nazionalità cinese. Si tratta di circa 54.000 articoli provenienti nella massima parte dal mercato asiatico, denunciata la titolare della ditta per i reati di contraffazione, ricettazione, frode in commercio e vendita di prodotti pericolosi. Durante un'ispezione effettuata nei locali adibiti a vendita e nei magazzini aziendali, i finanzieri hanno individuato migliaia di articoli artatamente contraffatti.
Sarebbe un 28enne di origini ivoriane, l'autore di una serie di furti avvenuti nella città dello Stretto negli ultimi giorni. L'uomo è stato individuato e arrestato dalla polizia di Reggio Calabria grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Le ultime azioni sarebbero state compiute tra il 17 e il 18 maggio scorso, il giorno in cui il giovane si sarebbe reso responsabile di una rapina, uno scippo e 2 furti con destrezza in alcuni esercizi commerciali. È fissata per domani davanti al GIP del Tribunale di Siena l'udienza di convalida d'arresto dell'autista dell'autobus finito ieri in una scarpata sull'autopalio. Nell'incidente una donna è morta e 37 persone sono rimaste ferite. L'uomo, un 35enne originario di Castrovillari, è accusato di omicidio stradale e lesioni. E proprio a proposito del bus finito in una scarpata c'è un aggiornamento, perché il GIP di Siena ha convalidato l'arresto dell'autista dell'autobus di turisti proprio finito nella scarpata lungo l'autopalio nel Senese. Nel tempo stesso ha disposto che il conducente tornasse in libertà con il divieto per 1 anno di guidare un pullman, quanto ha deciso proprio nel tardo pomeriggio in occasione dell'udienza di convalida inizialmente prevista per domani. Nell'incidente che ha coinvolto proprio il bus è morta una donna e ci sono state decine di feriti. Adesso parliamo di calcio, di sport, con il Catanzaro che pareggia in casa con la Feralpi Salò ed è fuori dai play-off. La squadra di Auteri è stata raggiunta nei minuti finali. Anche l'ultima calabrese lascia i playoff di Serie C. Dopo Rende e Regina, il Catanzaro si arrende alla Feralpi Salò, chiudendo il proprio cammino dopo soli 180 minuti davanti al proprio pubblico. Ai giallorossi sarebbe bastato soltanto pareggiare i conti rispetto alla gara d'andata e mettere a segno un gol vittoria per superare i quarti di finale e accedere alle semifinali che quest'anno daranno il via libera diretto alla Serie B. Un compito non impossibile, reso più complicato però da un primo tempo giocato con poca verve, forse anche a causa del vento che spirava contrario ai padroni di casa, e chiuso in svantaggio grazie all'Eurogol di Pesce. Nella ripresa ecco scendere in campo il vero Catanzaro, arrembante e concreto, capace di rimontare il gol subito e rimettersi in corsa per la B. Di Derisio la splendida conclusione del pareggio, il raddoppio con Fischnaller, bravo a inserirsi al centro dell'area e a battere l'ex De Lucia. Con il passaggio del turno in pugno, il Catanzaro ha rallentato il ritmo. Auteri ha effettuato tutti i cambi di disposizione, ma ha perso per infortunio Figliomeni. Nel finale, da un corner contestato, il gol di Legati che ha mandato in frantumi il sogno dei 9.000 giallorossi, mandando su tutte le furie società e tecnico coalizzati contro il direttore di gara. Certe volte uno deve pensare male, amabile di licenza, ma deve pensare male, ma secondo voi sul 2-1 meritavamo di avere 4 giocatori ammoniti? Rispetto a quella che è stata l'inerzia della gara, rispetto al comportamento delle due squadre, rispetto al fatto del tempo che abbiamo perso noi sul 2-1, cosa che loro hanno moltiplicato per 1000, eppure sono stati 4 ammoniti noi. Non abbiamo saputo gestire gli ultimi 3-4 minuti, potevamo essere più intelligenti a partire da quella palla di Eclu, si tiene, per carità non puoi vedere gol, ragazzi, si tiene, si prende fallo, sei sulla bandiera del calcio d'angolo, con giocatori un po' più esperti fanno quello, certamente la direzione arbitrale è stata scadente, è stata strana, è stata molto strana durante la gara, l'interpretazione non ci ha detto bene. A proposito di questa gara, il Codacons della Calabria sta predisponendo un esposto da presentare alla Procura della Repubblica proprio in relazione all'arbitraggio di Daniel Amabile proprio in occasione della gara dei playoff per la promozione in Serie B fra Catanzaro e Feralpi Salò, giocata ieri e conclusasi, lo ricordiamo, sul 2-2. L'associazione forte di alcuni video che testimonierebbero la colpa del direttore di gara della sezione AIA di Vicenza, proprio scritto in una nota, ha deciso di interessare la magistratura anche alla luce delle dichiarazioni del post partita rilasciate sia dal presidente che dal tecnico giallorosso. Il Codacons prosegue, ipotizza una truffa ai danni della società e dei tifosi, la frode sportiva all'associazione per delinquere tesa ad alterare il risultato della gara, ma c'è di più, prosegue anche ancora la nota dell'associazione, perché come è noto intorno alle gare sportive ruotano interessi
interessi collettivi dei tifosi e degli scommettitori. Di conseguenza appare necessario verificare se ci siano state puntate anomale sulla gara giocata ieri, soprattutto sul passaggio del turno della squadra di Salò. Restiamo in Serie B, ancora calcio, parliamo del tecnico del Cosenza, fugato ogni dubbio. Piero Braia si lega ai lupi per un altro anno, il tecnico ha firmato il contratto, sarà presto in città per pianificare la stagione con il direttore sportivo Stefano Trinchera. La stretta di mano tra il presidente Eugenio Guarascio e il tecnico Piero Braglia c'è stata circa 20 giorni fa. Poi l'allenatore toscano ha lasciato Cosenza per sottoporsi a un intervento chirurgico con l'intenzione di tornare in città dopo un breve periodo di convalescenza e sottoscrivere l'accordo. Ma il calcio, non quello vero ma quello virtuale, di questi tempi non ha pazienza. I social non riconoscono il valore di una stretta di mano, talvolta neanche di un contratto firmato. Così in questi giorni, sulla scorta dei desideri espressi da diverse società di avere in panchina il tecnico che ha legato il suo nome a imprese memorabili, il web è impazzito. A mettere fine al chiacchiericcio dei follower il comunicato ufficiale della società rossoblù che ha certificato l'accordo con il tecnico di Grosseto. Un altro anno insieme, dopo la storica impresa nei playoff di Serie C, partendo dai bassifondi della classifica, e il bel campionato in Serie B, chiuso al 10° posto, meritando il riconoscimento come squadra rivelazione e esprimendo un gioco gradevole che ha riportato allo stadio gente ed entusiasmo. Stefano Trinchera e Piero Braglia sono il presente del Cosenza e sono già al lavoro per costruire la squadra del futuro. L'obiettivo è quello di preservare quanto è stato fatto nei campionati precedenti, mantenere per quanto possibile intatta la base dell'organico che ha raggiunto gli ottimi risultati e sostituire al meglio chi lascerà il rossoblù. E ancora per quanto riguarda lo stadio di Cosenza, il Marulla conteso, la polemica fra Comune di Cosenza e Società Cosenza Calcio sulle spese effettuate per migliorare il drenaggio del manto erboso. A inizio stagione i problemi dell'impianto determinarono, lo ricordiamo, la sconfitta a tavolino con il Verona. Cosenza-Verona non è mai iniziata, ma in fondo non è ancora finita, e già perché a 8 mesi di distanza dalla partita d'esordio dei Lupi al San Vito Marulla, non disputata per l'impraticabilità del terreno di gioco, si discute ancora sulle responsabilità e su chi debba accollarsi i costi di tutte le operazioni messe in atto per evitare altre situazioni incresciose. La società rossoblù è riuscita nel corso dei mesi a limitare i danni, affidandosi a ditte specializzate che con interventi mirati hanno permesso al manto erboso del Marulla di diventare idoneo per la disputa delle gare. Un percorso lungo, cominciato all'indomani della figuraccia con l'Hellas e intensificato dopo la gara con il Benevento, rimandata di 24 ore per permettere al terreno di gioco di assorbire le piogge cadute sul prato. È dispendioso, tanto che la società del presidente Guarascio ha affrontato in questi 8 mesi costi che si aggirano sui 300.000 euro. Spese che l'amministrazione comunale non ha intenzione di rimborsare, come spiegato in una missiva inviata al club, in virtù della mancata stipula di una convenzione per l'utilizzo dell'impianto. La convenzione richiamata dal comune, sostiene il Cosenza, è stata approntata, ma non è mai avvenuta la consegna dell'impianto, circostanza che avrebbe attivato l'accordo. Un braccio di ferro che animerà il periodo preestivo e che si spera porterà alla definizione di un'intesa, magari con la mediazione di Lega e Prefettura, per permettere al Cosenza di giocare nel proprio stadio la seconda stagione consecutiva in Serie B, su un prato idoneo e in una struttura completa e sicura. Per chiudere proprio il quadro della pagina sportiva di Serie B, arriva la decisione del TAR del Lazio, la sospensione cautelare urgente della decisione con cui il Consiglio direttivo della Lega DB il 13 maggio scorso ha deliberato di non dar luogo ai play-out originariamente previsti per il campionato cadetto per la stagione in corso. La decisione è del Presidente della prima sezione TER del Tribunale amministrativo nell'ambito proprio del ricorso presentato dal Foggia Calcio, già fissata l'udienza l'11 giugno per la trattazione collegiale della questione in Camera di Consiglio. Quindi al momento play out, c'è questo annullamento sulla decisione di non far disputare i play out. Cambiamo argomento, presentato invece questa mattina nel corso di una conferenza il Tremenda Day che sabato pomeriggio e fino alla sera animerà l'isola pedonale di Cosenza.
Si è incrociata con la visita degli studenti dell'Istituto Alberghiero di Paola al comune di Cosenza alla presentazione del Tremenda Day, la grande manifestazione giunta alla sua quinta edizione che sabato pomeriggio e fino alla sera animerà l'isola pedonale cittadina. È la fondazione Exodus di Don Mazzi che ha creato l'evento attraverso decine di artisti, musicisti ed associazioni che si occupano di sport, volontariato, musica e arte, che sono le 4 ruote individuate proprio da Don Antonio Mazzi per coinvolgere soprattutto i giovani. La città diventerà un vero motore di entusiasmo e di spettacolo. L'evento, che gode di molti patrocini, è sostenuto dall'amministrazione comunale. Il Tremenda Day di Cosenza è quello più noto e partecipato a livello nazionale ed è per questo che sarà presente anche Don Antonio Mazzi. Ci sono tutte le 4 ruote educative del pensiero di Don Mazzi, invaderanno la nostra città, quindi ci sarà l'arte teatro, il volontariato, quindi tantissime associazioni di volontariato, lo sport e la musica ovviamente che rimotiva sarà quella che accoglierà poi Don Mazzi, le scuole del territorio saranno presenti, le discipline sportive sono tantissime, le abbiamo citate anche stamattina in conferenza, sono circa 48 le associazioni, saremo almeno 3.500 persone attive che lavoreremo attivamente per questa riuscita della quinta edizione del Tremenda Day. L'anno scorso, diceva l'assessore, abbiamo toccato, forse io pensavo 10.000, le 12.000 presenze, ci auguriamo 15.000 allora quest'anno. E adesso vediamo le previsioni del tempo. Una debole goccia di aria fredda in quota sta traslando in queste ore sul Mediterraneo centrale. Sarà responsabile di un aumento dell'instabilità pomeridiana a carico dei rilievi, in particolare di Pollino e Sila. Domani sereno o poco nuvoloso al mattino, nel corso di metà giornata aumento della nuvolosità di tipo cumuliforme sui rilievi principali di Pollino e Sila, dove non si esclude la possibilità di piovaschi o brevi rovesci. Piuttosto soleggiato lungo i litorali, specie del settore tirrenico. Temperature in lieve aumento nei valori massimi. Domani venti deboli a regime di brezza da maestrale sul Tirreno con mare poco mosso, dai quadranti meridionali sullo Ionio con mare poco mosso. Calmo, quasi calmo il Golfo di Corigliano che vedrà invertire la ventilazione dei quadranti occidentali nel corso del pomeriggio. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi. Buonanotte.